il troppo caldo. Questa di qua, diciamo, vive benissimo in questo sottobosco perché in qualche modo l'umidità, diciamo, un po' filtra e certamente ha trovato un angolo dove conservarsi. Le leccete in Sicilia sono abbondantissime, voi ne conoscerete, la del Caio, diciamo, tantissime, diciamo, un po' la... Non avete mai visto il Viburno, punto. O no? Domanda a chi fa questa escursione. O no? Perché se l'avete visto è una cosa importante. Quindi perché in pratica il Viburno è una pianta, diciamo, per quanto mi riguarda, diciamo, relittuale. Sentendo parlare qua in città, a Palermo, una volta quando ci fu il convegno abbiamo avuto scontri a destra e a sinistra perché c'è gente che è convinta, ma che in pratica fa normalmente altre cose. Noi studiamo queste cose, diciamo, dal punto di vista, diciamo, io svolgo studi su questo tipo di situazioni. Cioè questa è una specie, diciamo, che invece, diciamo, in pratica noi possiamo notare in qualsiasi angolo del bosco, è un componente del bosco, non è una cosa messa nella bordura. Quindi questa ti denota, diciamo, che è una specie che certamente in uno stato, diciamo, integro. Quindi le specie invece anomale non ci sono. Qual è l'anomala? Ad esempio la pianta dell'agrumeto, che noi troviamo abbondantissima a 10 metri e qua dentro non c'è, perché questo è un ambiente dove tutto sommato le piante hanno raggiunto il loro equilibrio. Via via, in pratica, quelle che non erano tipiche del bosco sono dovute andare via. E quando, diciamo, in pratica il seme cade qua dentro, bestemmia, perché dice ma porco cane, giusto lì dove andare a finire. Perché in pratica il clima e le condizioni microclimatiche sono, diciamo, estranee alla cetosella, tanto per fare un esempio, o altre piante che noi troviamo invece nel coltivo. Quali sono le piante del bosco? Diciamo un po', tanto per citare, le piante del bosco, diciamo, se volessimo fare un rilevamento, in questo caso possiamo vedere sempre il Viburno che c'è anche dei frutti qua, che sono dei frutti neri qua sotto. Comunque c'è il leccio, la fillirea che è questa di qua, il lentisco che abbiamo visto, che è un'altra specie mediterranea. Abbiamo visto, diciamo, ecco c'è un altro rampicante, che è una specie, una liana, questa è una liana, possiamo vedere ad esempio che certamente, diciamo, appunto nella foresta ci sono le liane. Già. Questa di qua, diciamo, è una liana della macchia mediterranea, questa di qua, diciamo, appunto è una clematis, si chiama clematis cirrosa. Praticamente ci sono due clematis, diciamo, la cirrosa è tipica, diciamo, di zone molto calde, quell'altra invece che vive, diciamo, più in alto si chiama Clematis vitalba, che è la vitalba, non so se ne avete sentito parlare. Poi tra le altre specie ci sono il pungitopo. Ecco, abbiamo visto, diciamo, il pungitopo. Ecco, vedete che comunque sono pochissime e ripetitive. C'è l'Asparagus acutifolius, c'è, diciamo, appunto qualche altra pianta, l'edera, diciamo, in alcuni casi più integri. Possiamo notare che in questo caso comunque è un bosco di leccio. In pratica in cui la squadra, che praticamente la forma, questa lacceta, è una lacceta che fa il capitano. Il leccio è come se fosse Buffon nella Juve, fa il capitano della squadra, dominante, che in pratica, diciamo, tu lo riconosci di questo tipo. Però, diciamo, un po' alla fine, quali sono gli altri giocatori? Il leccio c'è ovunque in Sicilia, ma evidentemente un leccio con Viburno, un lecceto con Viburno, un lecceto con Viburno, Clematis, questo, quell'altro e altre specie, diciamo, un po' che possiamo censire, diciamo, è un lecceto che evidentemente, diciamo, un po' alla fine è unico, peculiare. Quindi una squadra che evidentemente è in equilibrio con questo contesto e praticamente volevo farvi notare ancora una volta, perché ogni volta quando penso a questa cosa un po', ecco, questa è una situazione, è un ambiente che si è salvato perché è considerato malsano. Volevo farvi notare che qua nessuno ci incendia. Qualcuno forse taglierà qualche tronco, qualche situazione, diciamo, ma nessuno, diciamo, un po' alla fine ci butta un sacchetto di plastica, nessuno ci bivacca perché ci sono le prostitute e altre situazioni, è un ambiente di questo tipo e questo è, diciamo, un po' il risultato. Questo per far capire che quando l'uomo non fa niente, spesse volte fa meglio di quanto intende. Perché spesse volte, diciamo, appunto, diciamo, dietro questa, diciamo, un po', c'è un sacco di gente che conosce, sa, ma invece, diciamo, appunto, non si è ancora capito che praticamente il bosco, diciamo, e la foresta, la situazione, diciamo, appunto, è una situazione che evolve se in pratica, diciamo, secondo gli equilibri ecologici in questo caso. L'equilibrio ecologico è diciamo, il clima mediterraneo e quindi dominano le sclerofille con questa specie un po' particolare che in pratica è particolare. Il substrato, che in questo caso, diciamo, è la sabbia calcarenitica, no? Perché noi appena vediamo, diciamo, che alla fine andiamo sui brecciai, il leccio poi scompare. No, questo è un po' di vento, non sta piovendo. E dopodiché, diciamo, un terzo fattore, diciamo, sono le specie che ci sono qua. E l'altro fattore ecologico
è stato l'uomo. Qua l'uomo non ci ha messo mano, possiamo dire questo. E quindi questo aspetto ci consente di capire quello che può essere, diciamo, una foresta naturale. In piccolo, evidentemente rispetto alla foresta naturale, questa è una foresta di 200 anni. È chiaro che in pratica un ciclo deve essere, diciamo, un po' ancora più lungo, perché in pratica in una situazione di naturalità qua noi avremmo trovato, quindi rispetto a questo, i tronchi anche millenari. No? Quando l'uomo ci è arrivato c'erano dei tronchi evidentemente, diciamo, millenari, e ne vedremo qualcuno, diciamo, di questo leccio che c'è, e che sono, diciamo, le piante che possibilmente l'uomo in questi 200 anni non ha ceduato, come quella ad esempio che noi possiamo trovare a margine del coltivo che possiamo, diciamo, vedere, diciamo, poco.